Bentornati in questo appuntamento con le previsioni meteo. Parliamo ovviamente di un quadro generale per quanto riguarda la situazione del vortice polare, che è ancora debole, man mano andrà in fase di rafforzamento proprio per le ondate di gelo e di neve che stanno coinvolgendo gli Stati Uniti e sono molto frequenti, almeno pensate fino a gennaio del 2026, mentre sul nostro territorio, sull'Europa, vivremo un'anomalia termica molto rilevante. Infatti proprio nel corso delle prossime settimane, come vedete, almeno per 2 settimane vivremo un campo anticiclonico ben distribuito sull'Europa centro-orientale, e con qualche affondo freddo che comunque riuscirà a lambire solo la Bielorussia e la Russia, solo quei territori con il freddo continentale disposto. E invece sul Nord America continuiamo a avere quindi delle belle ondate fredde e molto anomale, proprio per la disposizione degli anticicloni che si andranno poi distribuendo sul vortice polare, e con piogge atlantiche che invece viaggeranno e si disporranno proprio verso l'Europa occidentale. Avremo probabilmente uno split del vortice polare e si prevede attorno al 18 e il 20, con delle ondate miti che saranno piuttosto frequenti, con la disposizione dei venti di libeccio che raggiungeranno l'Europa, l'arrivo di perturbazioni atlantiche più frequenti e la distribuzione del freddo sempre concentrato proprio sul Nord America, sugli Stati Uniti, il Canada e sulla Russia. Insomma, questa è la situazione, l'evoluzione che vede un'anomalia termica rilevante almeno fino al 18 del mese. Come vedete, tutta quanta l'Europa sarà sopra la media, quindi insomma vedremo delle anomalie termiche rilevanti, se non in Val Padana, con la distribuzione dello smog e delle nebbie, quindi numi basse, che porteranno le temperature lievemente sotto la media del periodo per quanto riguarda i valori massimi, sotto i 10 gradi. Ma comunque, dopo la giornata di lunedì nel complesso stabile ovunque, con tanto sole, ecco martedì come vedete la distribuzione delle precipitazioni che coinvolgeranno solamente il comparto britannico e anche il Portogallo, e mentre come vedete le nevicate a quote molto basse si concentrano sulla Bielorussia, la Russia, e una fase di maltempo piuttosto attiva che continuerà anche la giornata di mercoledì sul Mar Nero. Qualche ultima nota che posso precisare è che proprio dalla giornata di mercoledì in poi della formazione di nubi basse e di nebbie saranno più frequenti proprio per quanto riguarda il Lombardia, il Veneto. Su queste due aree avremo un alto tasso di inquinamento e di smog che quindi sarà complice di un generale peggioramento della salubrità dell'aria, e quindi avremo delle concentrazioni di particolato insomma piuttosto elevate. Questo scenario continuerà almeno fino al venerdì, e quindi queste temperature, come possiamo vedere anche nella giornata di giovedì, che non subiranno particolari variazioni se non un lieve calo al nord, proprio per la nuvolosità bassa spesso frequente sulla Val Padana. In quota pensate diverso, perché pensate sulle zone oltre i 1000 metri, sulle Alpi e sull'Appennino, avremo picchi di 12-13 gradi. Insomma, oltre i 1000 metri la neve andrà sciogliendosi rapidamente, tant'è che ne è caduta talmente poca rispetto all'anno scorso che quest'anno si rileva una stagione davvero molto deludente al momento, come prospettive future, perché al momento non ci sono segnali invernali in arrivo. Infatti, come vedete, la giornata di venerdì potranno arrivare queste infiltrazioni umide atlantiche proprio dirette sull'Europa occidentale, sempre sulla Spagna, ma se questo flusso atlantico riuscirà a portare alla formazione e allo sviluppo di un vortice sul Nord Africa e sulla Spagna, potrebbe favorire poi questo minimo depressionario anche Sud Italia man mano che viaggerà. Entro il 17 del mese questa perturbazione potrebbe arrivare al Sud Italia e portare delle precipitazioni. Una ipotesi ancora da chiarire, ma il caldo anomalo insomma coinvolge tutti quanti i settori dell'Europa centro-orientale. Come vedete, queste saranno le aree con una maggior probabilità di nebbie, compresa anche, ricordo però, la Campania, soprattutto Napoli, e poi anche Roma, seppur in forma lieve, per quanto riguarda il particolato di inquinamento che si andrà a distribuire, e appunto anche a qualche foschia. Per maggiori dettagli continuate a seguire i prossimi aggiornamenti meteo, anche se purtroppo ci sono poche notizie da dare per quanto riguarda i fronti instabili che saranno più caldo di matrice atlantica.